Ho appena visto il più piccolo dei figli, Lucas, in campo togliere la palla al padre in maniera anche regolare. Cade Hamsik. Insomma, è una giornata di ricordi, di nostalgia, di emozioni, e quindi cominciamo. Sto ancora guardando, siamo al 77esimo, in questo momento la Slovacchia è in vantaggio 4-2, ma interessa poco. Volevo giusto, visto che benvenuto Mario De Risi, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Sarò un po' distratto perché volevo continuare a vederla e volevo darvi qualche curiosità. Prima di tutto un bel ringraziamento a Calcio Napoli 24, perché si è fatto carico di questo evento e ci ha dato una copertura totale per una cosa che noi da tifosi del Napoli meriteremmo di vedere al nostro stadio, e io spero con tutto il mio cuore che quella di Hamsik se l'è dovuta organizzare da solo, magari per gli altri campioni, spero veramente che il Napoli ci pensi, perché è giusto farlo per loro e perché è giusto anche per i tifosi, perché sono momenti emozionantissimi. Io vedere che Hiller lascia palla a Mertens, che si inventa un lancio per Callecon e arriva da dietro Zemaili, a me dà emozione. E onestamente mi sposto per farmi piccolo in questa zona qua. Marek deve campeggiare, è un giocatore pazzesco, un giocatore... È stato un vero privilegio averti come capitano del Napoli, un grande uomo e un grande calciatore. Grazie Marek. Forse anche un po' sottovalutato da noi stessi durante la sua carriera, una carriera che, se tu vai a vedere, una cosa straordinaria, anche solo se pensi ai numeri, perché un centrocampista, attenzione, tra l'altro partita vera, si stanno divertendo, stanno spingendo, alcuni sembrano veramente ancora in una forma che uno ci dovrebbe fare un pensierino. Ma a parte gli scherzi, chi ha visto giocare Marek Hamsik ha visto un giocatore sontuoso, abbacinante, giocatore di un'eleganza, di una proprietà, di una facilità di calcio, di corsa, veramente un centrocampista preponderante, un centrocampista totale, un giocatore totale, che tutti i suoi allenatori hanno detto potevo metterlo in qualsiasi ruolo, lui avrebbe fatto quello che doveva fare in quel ruolo. Un giocatore intelligente, fuori classe, Marek Hamsik, giocatore che non ha mai detto una parola fuori posto, un giocatore che ha sempre rinnovato senza manco fare le cifre, impressionante, un giocatore che ha spesso rinunciato a offerte importanti. Questa maglia ti ricorda qualcosa, no? E che il piccolo Hamsik traversa della Slovacchia. Attenzione, interveduta, perché poi Duda sta giocando proprio che quell'altro pure sta entrando nelle gambe. Allora devo concentrarvi, perché signori, 409 partite in Serie A, 100 gol, 82 assist. Questa è solo la Serie A. In 520 partite totali con il Napoli, il che lo fa ovviamente il record man di tutti i tempi per presenze nel Napoli. 225 contributi al gol tra gol e assist. Se parliamo solamente di questi freddi numeri, ogni 2,3 partite Hamsik ti faceva fare un gol. Marek era e rimane sorprendente. E già qui ci potremmo fermare. Poi invece chi se lo ricorda in campo si ricorda che era uno che ti faceva dei cambi di gioco alla cieca, con entrambi i piedi, lo sapete, la mia cosa preferita, l'essere ambidestro totale. Marek Hamsik è stato un capitano leggendario, un esempio di professionalità e di amore per la maglia. Grazie Marek per tutti i momenti indimenticabili che ci ha regalato. E io a Torino c'ero. Grazie ancora. Grande capitano. E il figlio Christian mi sembra ambidestro, figlio già strutturato. Lucas, se è mancino, a quanto capiamo, un po' più piccolino, ancora deve impostarsi fisicamente, ma il figlio Christian è molto interessante. Niente, Alvino non riesce a chiamarli con il loro nome, per forza piccolo Marek. Tra l'altro leggevo in chat su Calcio Napoli 24 c'era una presenza di turchi incredibile. Ovviamente
per la presenza, insomma, non solo Hamsik vince il suo campionato lì, poi la presenza di Mertens e anche la presenza di Abdulkadir Omur, che visto da lontano poteva sembrare anche Mario Rui, perché stava lì a giocare terzino sinistro, lui che è poi centrocampista d'attacco che principalmente gioca a destra e che torna all'Al City dopo essere stato in prestito in Turchia. Il Napoli si è schierato con una formazione di tutto rispetto nel primo tempo. In porta c'era Kahir, non saprei come farlo, Maggio a destra, coppia centrale Santa Croce e Cannavaro, Paolo. Terzino sinistro c'era lui, poi un centrocampo con Gargano in fase di regia, ci ricorda quello che Gargano era, insomma, recupera palloni infaticabile, però in fase di regia. Proprio precisissimo. Zemaili da una parte e Hiller dall'altra, e poi in attacco la fantasia di Mertens, gli inserimenti di Callecon, e Marek ha fatto un gol in questo momento sotto al set che è qualcosa di spettacolare. 4-4, Mambrukam fa 1 con la Slovacchia nel primo tempo, appostato al centro dell'area dopo un cross del figlio Lucas, dopo una torre, e adesso segna anche con noi un Napoli in maglia blu scuro, che in realtà non è proprio il Napoli, in realtà è il resto del mondo praticamente contro la Slovacchia. Una bella palla c'era da Gargano, dai, l'assist, mi ha zittito Gargano. Sam Larsson in attacco, e nel primo tempo, insomma, io mi ritorno qua e mi faccio piccolo. Primo tempo Mertens che si diverte, che lancia Callecon ancora con quei passetti, ancora con quel tempo giusto. Il primo gol lo fa proprio il Calleti, che corre tantissimo. A un certo punto Mertens ha provato a sovrapporsi, Callecon palla al piede, era più veloce di Mertens, non riusciva a sovrapporsi Mertens. Ancora una forma straordinaria José. Dall'altra parte aveva segnato Nemec su assist di Duda. Poi Mertens prende un incrocio dei pali alla Napoli-Torino, uno di quei suoi pallonetti a scavalcare, una classe, una roba veramente bellissima. E tant'è vero che gli chiedono anche a fine primo tempo, dice: ma tu stai ancora in forma? E Mertens proprio, cioè, dopo un mese a Ischia quando mai? Quindi vabbè, se lo sono goduti al Galatasaray in questi ultimi anni, ha vinto. Va bene così, solo un peccato non averlo visto vincere con noi, ma il calcio è così. Un secondo gol per il Napoli lo fa Larsson su cross di Callecon. Mertens fa una finta, lascia scorrere il pallone e Larsson segna, e poi c'è il 2-2 di Hamsik con loro. Ciao capitano Marek, grazie di tutto per quello che hai fatto per noi, resti sempre il nostro capitano e il nostro extraterrestre. Abbiamo visto giocare Lobotka, che poi esce, rientra sempre di fino, senza spingere, perché non sia mai il Padre Eterno, stiamoci attenti. E purtroppo non abbiamo visto altri protagonisti che avremmo voluto vedere. Per esempio Lavezzi, ci hanno detto qualche problemuccio personale, mentre Cavani non ha avuto la libertà dal Boca. Maradona l'ho vissuto poco perché ero piccolo. Il mio capitano è stato Marek, l'ho vissuto appieno. Grazie di tutto Marek, in bocca al lupo. Molti si aspettavano Cavani, Koulibaly, lo stesso Al. Per Koulibaly, questi qua che erano ancora, perché Koulibaly è uscito, ma erano ancora in corsa con il campionato mondiale per club, quindi era difficile per loro mollare. E anche se sono usciti, insomma, i vari Allan, Koulibaly, Cavani non hanno potuto partecipare. Si parlava anche di Insigne e ci hanno detto che Insigne invece è alle prese con il trasloco. Sappiamo che Insigne è rescisso con il Toronto in piena stagione, perché probabilmente Insigne avrà la volontà di magari trovare una squadra, magari in Serie A, per rimettersi in gioco. Bernardeschi l'ha fatto, che è andato al Bologna, e vediamo se anche Lorenzo Insigne troverà una squadra, perché non è stata esaltante purtroppo la sua esperienza al Toronto. Si aspettavano il nuovo Giovinco e non ha avuto lo stesso impatto. Molto emozionante vedere Lucas col padre scambiare quando nel primo tempo erano insieme nella Slovacchia. Adesso vediamo invece nel secondo tempo scambiare con Christian, il più grande, più strutturato, che parla proprio come lui. Ciao Valerio, allora io ho scelto Ruspante
come aggettivo per Hamsik, come il gallo buono, quello di campagna, e anche per la cresta. È roba emozionante, ragazzi, veramente non vi saprei che dire. C'è Skriniar, si parla di Skriniar, si è parlato anche di mercato, ma a un certo punto nel primo tempo Mertens accarezza la palla con la suola e Skriniar non lo vede proprio e Mertens tira leggermente al lato. Intelligente. Non ha importanza vedere il finalissimo, perché è una partita dove il risultato non serve a nulla, serve solamente emozionarsi a vedere gli ultimi movimenti col pallone. Un Hamsik che non è una partita del cuore, mamma mia. Mare chiaro, forza 9, forza 10, straordinario, grazie di tutto, capitano eterno di questo nostro Napoli. Forza Napoli sempre. Chi ha segnato? Ah, Simone Di Biagio, il figlio di Gigi Di Biasio, Di Biagio. Ha messo questo qua, c'ha 17 a pescare under 21, lo stavo andando a studiare. Vabbè, poi magari vedremo, perché non tutti dici, ma tu hai visto qualcuno al mondiale del club che ti sembra che ho visto Di Biagino, mica male. Aggettivo per Marek, familiare, perché mi ricorda il fratello maggiore che mi ha fatto innamorare del Napoli. Insomma, vado a vedere il resto della partita, insomma, così sono giocatori che qualcuno un po' in là con gli anni, ma che è sempre bello vederli toccare il pallone. Marek Hamsik, mezzala e capitano più forte passate negli ultimi 20 anni a Napoli. Questo è anche tu. Spero veramente di poter vedere cose del genere anche al nostro stadio. Ce lo meritiamo da tifosi, questo è il nostro saluto. Marek, capitano, mio capitano. Avrei tante parole per descriverti, ma se dovessi sceglierne una è esempio. A Marek Hamsik, un giocatore che È caos deterministico. quando era con noi è stato anche un po' discontinuo, è bravo ma non è un campione, non è fuori classe, così. Certe volte quando ce li hai non li apprezzi fino in fondo e poi quando se ne vanno forse ti rendi conto di quello che hai avuto. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Un abbraccio a Marek, un ringraziamento a tutti gli amici bellini della community che mi hanno mandato i video privati e grazie Marek, complimenti.